Udienze rinviate in tribunale per l'astensione di 3 giorni degli avvocati penalisti trevigiani. Sosteniamo Carlo Nordio nel suo progetto riformatore, ma faccia presto. La Cartabia va rivista subito, troppa la discrezionalità data ai giudici. 20 razzie in casa in 3 mesi tra Veneto e Lombardia, 2 malviventi specializzati in furti in appartamento arrestati a Monza, da Mogliano a Scorzè. A Bassano avevano raccolto un bottino totale di 100.000 euro. Auto che sfreccia ad alta velocità, padre e figlio chiedono di rallentare e vengono aggrediti. A Vittorio Veneto i residenti si dicono terrorizzati. Si fingono nipoti che hanno appena avuto un incidente, così chiamano i nonni per chiedere soldi. I casi si moltiplicano in tutta la Marca, l'ultimo episodio a Casier. Bufera sul ministro Lollobrigida per le parole sul rischio di sostituzione etnica. Critico il presidente di Unioncamere, in questi giorni in missione in Guatemala. L'eco è arrivata fin qui, si rischia di rovinare i rapporti con gli stati. Contro la carenza di personale nei ristoranti si ricorre ai pensionati, la conferma di FIPE Treviso. Il problema è trovare giovani nei weekend. Lutto nella sanità per la morte di Maria Grazia Carraro, la direttrice generale dell'ULSS 1 Dolomiti. Nata a Vazzola, era malata da tempo, il cordoglio di Zaia. Nasi agli insudi, cittadini di Strana che questa mattina hanno potuto assistere ad uno spettacolo nei cieli. Le frecce tricolori hanno effettuato un addestramento speciale nella sede del 51esimo Stormo. E a grande richiesta, domani sera alle 21:15 Antenna 3 vi proporrà la replica della dunata sezionale degli alpini trevigiani che domenica a Motta ha visto sfilare oltre 1000 penne nere. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la protesta degli avvocati penalisti trevigiani ad aprire questa sera la nostra edizione trevigiana. Perché? Perché gli avvocati lanciano un appello diretto al Ministro alla Giustizia Carlo Nordio perché acceleri sulla riforma Cartabia. Noi riteniamo che in questo momento sia importante dare un segnale di grande volontà di collaborare con il Ministero per una presa di posizione in alcuni aspetti necessaria sulla riforma Cartabia. Questa è la sostanza della nostra decisione. L'appello è fate presto e fate bene, perché la riforma Cartabia ha degli aspetti molto importanti ma anche degli aspetti molto delicati da riformare. Chiedono di accelerare sulle modifiche della riforma Cartabia gli avvocati della Marca, che così hanno aderito alla 3 giorni di astensione promossa dalle Camere penali. Tante le udienze rinviate in tribunale a Treviso. Stavolta però non si tratta di uno stop contro il governo, come è successo altre volte in passato, bensì di un atto di sostegno al guardasigilli trevigiano Carlo Nordio, perché porti avanti il suo progetto riformatore che tante resistenze sta trovando anche tra i magistrati. Noi vogliamo sostenere e stimolare un ministero che in questo momento sta lavorando in maniera assolutamente confacente alle esigenze dei cittadini e allo spirito di democrazia con cui ha dato corso alla propria attività. Insomma, dalle parole bisogna passare ai fatti, anche perché le novità introdotte dalla riforma Cartabia stanno cambiando il DNA dei processi. Murgia porta l'esempio del nuovo articolo 425 del Codice di procedura penale, che amplia le facoltà del giudice dell'udienza preliminare. Ora il GUP infatti può pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. La probabilità di condanna è un criterio su cui occorre intervenire per oggettivizzarlo. Troppa discrezionalità viene data al giudice? Assolutamente sì, noi riteniamo che devono esserci dei criteri di prevedibilità delle conseguenze dell'azione e di analisi delle funzioni in maniera molto più chiara di quello che la riforma Cartabia ha disposto. Resta poi uno dei temi più discussi, quello dell'estensione dei reati per cui si può procedere solo su querela. Anche qui l'obiettivo è ridurre il carico processuale, esigenza che non sempre collima con l'idea di giustizia. In alcuni casi deve essere precisato a quali condizioni esiste una procedibilità d'ufficio e a quali condizioni invece le esigenze di tutela della collettività non lo richiedono. Noi confidiamo in un ministro che ha dato conto della propria volontà di mettere mano in maniera seria a un sistema giudiziario che ne ha un estremo bisogno. E tra questi reati ci sono anche i furti, e di furti parliamo ora perché sono stati arrestati 2 malviventi specializzati in reati contro il patrimonio, avevano colpito anche a Mogliano Veneto. A tradire uno dei 2 predoni è stato il DNA ricavato dalle tracce biologiche sul paraorecchie abbandonato assieme a un cappello dopo l'ultimo colpo, una rapina a Monza.
Un elemento che ha consentito alla squadra mobile di arrestare 2 georgiani di 37 e 38 anni senza fissa dimora, pregiudicati proprio per furto, che in 3 mesi nel 2022 hanno messo a segno una ventina di razzie e colpi tra Veneto e Lombardia per un bottino di oltre 100.000 euro, soprattutto denaro, contante e gioielli. Erano specializzati in furti in appartamento, ma quando il 9 marzo, sorpresi da un inquilino a Monza, lo hanno aggredito per darsi alla fuga, si sono trasformati in veri e propri rapinatori. L'impressionante tour criminale inizia in Veneto, 4 province dal gennaio 2022. Si parte dalla Marca, a Mogliano 2 colpi il 9 gennaio e il 16 febbraio. Spariscono soldi, monili, elettrodomestici e quadri. Poi si spostano a Scorzè nel Veneziano, 4 razzie in 5 giorni. Ancora nel Veneziano altri 4 furti a Milano, in un caso un colpo grosso da 50.000 euro. Nuovo obiettivo il Vicentino, a Tiene a febbraio 3 colpi da 12.000 euro e a Bassano del Grappa 3 razzie. L'ultima tappa a Padova, sempre a febbraio, un colpo. Poi a marzo ritroviamo i predoni in Lombardia, furti a Crema, Gallarate e Monza, con la rapina risultata fatale per la loro attività criminale. Banditi meticolosi, prima di agire, numerosi sopralluoghi, fotografie delle case e informazioni che si scambiavano attraverso delle chat in lingua georgiana. È stata anche l'analisi di questi messaggi, oltre al DNA di uno dei due, a consentire alla questura di Monza di individuarli e arrestarli. Denunciata anche una connazionale, complice del duo nella organizzazione dei furti. Torniamo sui fatti di Zero Branco, perché sarà disposta con tutta probabilità una perizia psichiatrica sul ragazzo di 28 anni che l'altra mattina ha colpito la psicologa veneziana 32enne. Dottor Martani, quindi ci sarà una perizia psichiatrica giudiziaria sul ragazzo? È molto probabile, insomma, in casi del genere si procede di solito all'accertamento, in primis della capacità di stare in giudizio. E successivamente, se c'è la capacità di stare in giudizio, anche alla capacità di intendere di volere al momento dei fatti e dall'attuale pericolosità sociale. Così il procuratore capo di Treviso Marco Martani sul ragazzo 28enne autistico che ha colpito con un fendente la psicologa veneziana che si trovava accanto a lui. Il ragazzo stava svolgendo un'attività in cucina quando qualcosa lo ha disturbato e girandosi ha colpito la donna. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma. Il ragazzo per ora è tornato in famiglia, la perizia dovrà chiarire alcune situazioni. Le domande a cui deve dare risposta una perizia medico-legale in un procedimento penale sono diverse da quelle che si possono desumere dalla cartella clinica. Prescindono dalla cartella clinica del soggetto? Non prescindono, vanno oltre, diciamo che vanno oltre quello che è la cartella clinica. La cartella clinica parla della patologia, delle terapie, ma non dice sulla pericolosità sociale, non dice se la capacità di intendere era del tutto assente o solo grandemente scemata, e non dice sulla capacità di stare consapevolmente in giudizio. Nei prossimi giorni ci sarà anche una riunione con i servizi sociali dell'USS 2 richiesta dal sindaco di Zero Branco Luca Durighetto. Situazioni di questo tipo possono accadere, ma sicuramente è un caso isolato e naturalmente, ripeto, non può essere a scapito di progettualità sulle quali tutti noi stiamo investendo, perché questo è il reale progetto di vita, naturalmente costruito sulla base del soggetto e assieme ovviamente alla sua famiglia. Quindi sicuramente una vicinanza anche agli operatori, agli educatori, ai professionisti, alla psicologa, ma a tutti quelli che compongono questo ambiente. Un'auto che sfreccia ad altissima velocità, padre e figlio che chiedono di rallentare e vengono aggrediti. È successo a Vittorio Veneto, dove i residenti si dicono terrorizzati. Così ai microfoni di Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto. Via Rindola Bassa, una stradina tra le colline di Valdobbiadene, un rettilineo iniziale e poi una serie di strette curve tra le case. Una zona tranquilla, almeno fino a qualche mese fa, da quando cioè sono iniziati alcuni episodi preoccupanti. Auto che sfrecciano a tutta velocità, giovani che urlano e litigano nel cuore della notte. 2 macchine che sfrecciano a tutte le ore e non sappiamo, non so io che gente sia, e se gli dici qualcosa si fermano e è successo quello che è successo l'altra sera. Episodi ormai sempre più frequenti, soprattutto nei fine settimana. Sabato, domenica, ma anche verso la sera, così ma non so neanche perché non è gente del posto. Ci sono delle persone delle macchine nere che corrono abbastanza, è un po' pericoloso. Se va fuori un bambino, siccome qua è una strada molto trafficata perché vanno a Sant'Augusta a camminare, purtroppo se viene fuori uno si rischia.
È quello che è successo lunedì, quando uno dei residenti di via Rindola Bassa ha invitato il conducente di una delle due auto a rallentare. I due a bordo, dopo essere tornati indietro, si sono scagliati contro l'uomo. Alle parole sono seguiti i fatti. Un pugno ha colpito in testa il figlio, che nel frattempo era corso a proteggere il padre, a sua volta ferito alla coscia da un grosso sasso. I due sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi rispettivamente di 5 e 20 giorni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto, al lavoro per identificare i responsabili, che potrebbero avere le ore contate. In via Rindola rimangono i segni di quei minuti di violenza, il sasso in frantumi che ha colpito l'uomo, tra le erbacce un'altra enorme pietra lanciata dai due prima di allontanarsi. Per chi vive qui si tratta della punta dell'iceberg di una situazione peggiorata negli ultimi mesi. Non si può più camminare tra le vie, o si mettono a girare intorno a fare le gare, o la notte si litigano, ti passano a tutta velocità. Abbiamo paura adesso, chiunque ha paura. È da 30 anni che abito qua, c'è sempre stata quiete, tranquillità, anche i bambini devono per le strade tranquillamente, però sono mesi adesso che non si può proprio assolutamente uscire per le strade con i bambini, devi stare attenta. Oppure se magari cammini per la strada, li incontri, gli dici qualcosa, li guardi male, ti saltano addosso. Ho paura, perché anche di notte alle 10:30, 11 trovi le macchine che vanno avanti e indietro, li trovi a piedi che corrono per i campi. Maria Cristina e Vita si dicono ormai esasperate e ammettono che se nessuno interverrà per mettere fine a questi episodi sono pronte a difendersi da sole. Alzare le mani. Se si continua così finiamo nei film western, una si difende da sola. Intanto continuano le indagini anche per identificare i responsabili dell'atto vandalico ai danni dell'ex scuola elementare Zanette, sempre a Vittorio Veneto. Ignoti, qualche sera fa, hanno mandato in frantumi 8 vetrate della struttura che ospiterà gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Potrebbe essere definita come la truffa dei finti nipoti, l'ultimo episodio a Casier. L'appello dei carabinieri è quello a non condividere informazioni sensibili. Mia suocera è una signora anziana di 80 anni e ha ricevuto più volte queste telefonate di una ragazza che si dichiara di essere la nipote e che ha fatto un incidente e che vuole dei soldi, ha bisogno d'urgenza di soldi. Il copione continua a ripetersi, quanto alle vittime sono sempre anziani. Stavolta la truffa dei finti nipoti ha colpito Casier, dove però la signora in questione ha subito intuito che qualcosa non quadrava, allertando i familiari. Questo il racconto della nuora. Nonostante l'età, mia suocera è anche abbastanza scaltra, ha capito subito che non era possibile che la nipote la chiamasse per un incidente, anche perché la nipote, insomma, si arrangia, insomma, è autonoma, non avrebbe mai chiamato la nonna. E quindi, fatta la segnalazione, ha esposto questa denuncia e i carabinieri gentilmente si sono preoccupati di questo e stanno sorvegliando la zona. L'aspetto più inquietante infatti è questo: molto spesso i finti nipoti sanno dove e come colpire, simulando voci e situazioni credibili. Le modalità e le tecniche che vengono utilizzate e soprattutto la raccolta di informazioni sulla vittima è oggetto proprio delle nostre investigazioni. Il consiglio, il suggerimento è quello sicuramente di avvisare, di chiamare il 112, di avvisare le forze dell'ordine su eventuali presenze sospette nel proprio quartiere, nella propria zona, perché potrebbe trattarsi appunto di malintenzionati che in qualche misura stanno raccogliendo informazioni su quello che può essere il contesto ambientale nel quale l'anziano vive. E negli ultimi giorni sono stati ben 10 i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria dai vari comandi dei carabinieri della provincia di Treviso per presunte truffe messe a segno online. Un paio hanno riguardato trattative per trascorrere vacanze al mare in appartamento, come a Vedelago, dove i militari dell'Arma hanno denunciato una cinquantenne che proponeva su un sito web l'affitto settimanale di un appartamento per le vacanze sul litorale toscano, traendo in errore una 35enne impiegata del posto, facendosi versare su un conto corrente 300 euro a titolo di caparra per rendersi poi irreperibile. Stesso copione a Montebelluna, dove militari del comando locale hanno denunciato una 27enne vicentina che, dopo aver posto in affitto su una piattaforma social un appartamento al mare, questa volta nel veneziano, si faceva versare dalla parte offesa 400 euro per il pagamento di un periodo di soggiorno, facendo poi perdere le proprie tracce. Truffe online anche ad Asolo, Pieve del Grappa e Zero Branco, dove
sono entrati in azione anche finti addetti postali. Così la cronaca. Adesso l'attualità con un allarme preciso che arriva dalle categorie, in questo caso i titolari di locale. Contro la carenza di personale nei ristoranti si sta ricorrendo sempre di più ai pensionati. Se abbiamo la necessità, apriamo a chi è già in pensione. Io vi dico sinceramente, attualmente di già in pensione ho una persona che lavorava qui, è andata in pensione e comunque gli è stato rifatto il contratto e continua. Pensionati assunti nei ristoranti per garantire una continuità del servizio, una risposta all'ormai cronica carenza di personale che pesa sempre più sul mondo della ristorazione. Soprattutto perché il nostro implica un lavoro nelle festività e nei sabati e domenica. Ma spesso sono gli stessi pensionati a farsi avanti in cerca di un lavoro. Se andiamo a guardare il livello delle pensioni ad oggi non è che sia eccesso, perciò magari anche per arrotondare con qualche forma contrattuale. Camerieri e cuochi che mancano, al punto che molti ristoratori si sono trovati costretti a tenere chiuso il proprio locale in giorni di festa come Capodanno o per la recente Pasqua. Molteplici le cause di questa situazione, ma tra le principali, secondo il vicepresidente FIPE, una popolazione sempre più anziana e la ricerca di una qualità di vita diversa, conseguenza della pandemia. Gli orari sabato, domenica, festivi sono uno dei primi deterrenti, come dicevo prima, per il discorso della qualità della vita, perché cercano piuttosto un lavoro che gli impegni dal lunedì al venerdì. Negli anni è cambiato dunque l'approccio al mondo del lavoro, così come è cambiato il modo di affrontare un colloquio rispetto al passato. Era un colloquio dove speravi ti chiamassero a lavorare, andavi a lavorare, stavi in silenzio. Qui invece è un colloquio dove arriva il giovane e la prima cosa che ti chiede sono, diciamo, è brutto da dire, ma quelle sfumature. Ci sono però anche molti giovani, giovanissimi volenterosi che hanno voglia di imparare e per questo anche a livello di governo bisognerebbe investire su di loro, conclude Zago. A livello di governo dovrebbero riprendere in mano un attimo la situazione contrattuale e poi della formazione. La bufera sul ministro dell'Agricoltura Lollobrigida dopo le dichiarazioni sulla sostituzione etnica, polemica che è arrivata anche in Guatemala, dove è in corso la convention delle Camere americane italiane all'estero. E lì c'è anche il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, che rappresenta l'Assocamere Estero, che commenta pesantemente queste parole del ministro. Le sue dichiarazioni, dice, rischiano di incrinare i rapporti con gli altri stati. Sentite Pozza. Ha fatto eco anche qui, perché io sono alla convention delle camere americane italiane all'estero, no? E dicono, ma insomma, queste prese di posizione dovrebbero essere insomma un po' più mirate, ecco. E c'è tanta opportunità eventualmente anche nei paesi latinoamericani dove ci sono tanti italiani da poter mettere in campo una politica di collaborazione tra governi e governi per portare in Italia manodopera, competenze e quindi anche questa potrebbe essere una strada da ripercorrere come è stata ripercorsa qualche anno fa. Indubbiamente può essere motivo di interpretazione non positivo. Siamo in un momento molto difficile dove le imprese hanno necessità di avere manodopera, competenze, professionalità e purtroppo questo vengono a mancare. Venendo a mancare questo si rallenta la produzione e di conseguenza non sei più competitivo. Potremo anche sfruttare la rete delle camere di commercio italiane all'estero. Il sistema camerale serve ad aiutare le imprese, no? Sia quello italiano ma anche quelle estere, nello svilupparsi, nell'attrazione di investimenti e soprattutto anche nelle opportunità che i mercati possono dare esteri, ma se questi mercati li affrontiamo già con queste difficoltà è difficile. Già la carenza di manodopera che viene sottolineata soprattutto dagli agricoltori. Da una parte il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui va bloccata la sostituzione etnica in corso, riferendosi alla massiccia immigrazione sulle coste italiane, posizione questa che gli è costata la presa di distanze della Lega. Dall'altra il mondo produttivo e in particolare quello agricolo, che lancia un grido d'allarme. Nelle campagne, annuncia la Coldiretti, con l'arrivo dell'estate c'è bisogno di almeno 100.000 lavoratori a livello nazionale per colmare la mancanza di manodopera.
La ministra Calderone oggi in una dichiarazione ha parlato della necessità di coprire circa 1 milione di posti di lavoro in Italia. Effettivamente, per quanto riguarda l'agricoltura, il click day del 27 marzo scorso è stato effettivamente insufficiente, perché degli 82.000 ingressi, circa 44.000 erano rivolti all'agricoltura, e sono stati da subito considerati evidentemente insufficienti. La stretta sull'immigrazione e l'urgenza di assumere lavoratori sono due opposti che continuano a scontrarsi, mentre il tema dei flussi regolari di maestranze straniere non prende piede. Servono trattoristi, serricoltori, potatori, tecnici dell'agricoltura 4.0, ma anche raccoglitori di verdure, frutta, vendemmiatori. C'è bisogno di almeno altri 100.000 lavoratori nei campi già a partire da questa primavera, altrimenti le nostre imprese agricole dovrebbero e potrebbero andare in una grossa difficoltà per gestire tutte le fasi più importanti dell'agricoltura. Un prodotto agricolo su 4 sostanzialmente viene raccolto da mani straniere, quindi siamo messi sostanzialmente in questo modo. La polemica quindi è servita, sostituzione etnica, dice il ministro Lollobrigida, questo il commento, queste le reazioni dei trevigiani. È un'affermazione un po' sopra le nuvole da una persona che probabilmente ha le sue idee, noi rispettiamo le sue idee e io mi tengo le mie. Non solo esagerato, direi anche di più. Appunto, visto che sono ministri, dovrebbero, come si dice, le parole che pronunciano dovrebbero prima soppesarle e dopo pronunciarle. Credo che sia una cosa da valutare attentamente, perché le nostre famiglie figli non ne fanno più e quindi non ritengo sia giusto dire facciamo entrare persone che arrivano da altri paesi per ripopolare l'Italia, non per questioni razzistiche, ma non è la soluzione secondo me. Bisogna incentivare le famiglie perché ci sia la volontà di mettere al mondo figli con strutture adeguate, asili nido, assistenza per le madri che lavorano. Penso che bisogna stare attenti a parlare di sostituzione, che l'Europa è uno spazio comunitario aperto da tempo e che bisogna dare spazio a tutti e che bisogna dare opportunità alle famiglie italiane e anche non italiane, perché non è un ministro che può stabilire chi entra e chi esce. Dobbiamo integrarci con tutti perché abbiamo bisogno di tutti. Se sarà un motivo non si fa più figli, bisogna che desse più possibilità di farli, che fosse più un modo di stipendi, che fosse più agevolazioni. Di tutto penso sia il discorso di far figli. Dopo di emigrati, qua immigrati viene dentro e trova porte aperte e avanti. Bisogna gestire meglio. Bisogna gestirli meglio, gli immigrati. Gestirli meglio perché sennò qua porte aperte e viene dentro di tutto. Le demagogie del non mi interessano. Condivido quello che dice il ministro Lollobrigida, però non posso neanche non giustificare chi decide di non avere più figli. Io ho avuto una figlia sola, quindi demograficamente non ho contribuito minimamente alla ripopolazione italiana. Effettivamente è vero, ci sono più immigrati che italiani veri e propri. Io conosco gente che vorrebbe fare più di un figlio ma non se lo può permettere economicamente perché il lavoro, se fa un'altra gravidanza, rischia di perderlo oppure di essere relegata nelle retrovie, quindi carriera non la fa. E poi costano i figli al giorno d'oggi, specialmente se poi vogliono continuare gli studi. Ho lavorato per molti anni in una multinazionale americana, quindi avevo colleghi da tutta parte del mondo e anche dove stavo a lavorare prima, colleghi italiani ma di colore, però non c'è nessun problema, ormai siamo tutti uguali. I figli devono nascere e basta. Il Dio cosa ha detto? Moltiplicatevi, dobbiamo moltiplicarci. Quindi quello che dicono sono cavolate. E il dibattito irrompe anche nella campagna elettorale trevigiana, inevitabilmente così. Luigino Rancan, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia. Mi sembra che siamo sempre in campagna elettorale, cioè vanno a parlare a una pancia di un certo tipo di gente. Tante anche altre battute che ho sentito anche a livello piccolo nostro qua di Treviso sono in funzione di campagna elettorale.
Commenta senza giri di parole il candidato sindaco del Popolo della Famiglia Luigino Rancan l'uscita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che in tema immigrazione ha invocato lo stop alla sostituzione etnica della popolazione. Solo una boutade, quella del rappresentante del governo, secondo Rancan, favorevole a flussi di ingresso regolati in base alle esigenze del mondo del lavoro e convinto sostenitore di politiche che per contrastare la denatalità puntino sul sostegno alla famiglia tradizionale. In questo senso, spiega, da sindaco istituirebbe un assessorato della famiglia affidandone la guida a una donna. Io vedo come figura migliore deve essere una donna. L'uomo, per carità, può essere utile, interessante. Ad esempio, vengo da lavori casalinghi a casa, ma probabilmente la donna conosce meglio la casa e i problemi legati ai figli, ai nonni e tutta la problematica della casa. Il fatto di assegnare a una donna la delega alla famiglia non risponde banalmente a uno stereotipo, sottolinea Rancan, semmai riconosce il ruolo fondamentale dell'elemento femminile dentro e fuori le mura domestiche. Per me è molto più importante un assessorato della famiglia di un assessorato, per carità, all'urbanistica e ai lavori pubblici, ma io credo che il mondo nuovo abbia bisogno della famiglia, la famiglia intesa in senso naturale, e il peso maggiore in questa famiglia lo sappiamo è da sempre sulla donna e quindi la valorizziamo sia nella famiglia che anche nella fase politica, insomma. Ritorniamo dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare sulla campagna elettorale trevigiana con le idee green del Movimento 5 Stelle e del candidato sindaco Maurizio Mestriner. Comunità energetiche in tutti i quartieri di Treviso, dice. Compito di un'amministrazione pubblica dovrebbe essere quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, in questo caso parlo dei cittadini di Treviso. Noi siamo fermamente convinti di fare un'opera di prolificazione di comunità energetiche in tutti i quartieri di Treviso. La strada verso una città con un'aria più pulita, ma anche bollette più leggere per le famiglie, vista la persistente crisi internazionale, passa dalle comunità energetiche, secondo il candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, Maurizio Mestriner. Tema fortemente sentito dallo schieramento politico che sostiene Mestriner, le comunità energetiche diffuse porterebbero con sé molti vantaggi, secondo il candidato. Possiamo permettere ai cittadini di abbassare le bollette, finalmente di diminuire la produzione di polveri sottili e questo comporterà quindi un beneficio ambientale, un beneficio in termini di salute e un beneficio in termini del portafoglio di tutte le famiglie che sarà alleggerito in buona parte dalle spese che oggi gravano per appunto le bollette energetiche. In questo processo, stando alla visione di Mestriner, l'amministrazione comunale dovrebbe svolgere il ruolo di capofila. La nostra idea è quella di far partire delle comunità energetiche con il comune che si mette capofila su investimenti rinnovabili e poi, un po' alla volta, diffondere questa buona pratica affinché gli stessi cittadini, con un sistema quindi di win-win, ovvero tutti i partecipanti ne hanno un ritorno e un'agevolazione. Nasi all'insù dei cittadini di Strana che questa mattina hanno potuto assistere ad uno spettacolo nei cieli decisamente fuori programma. Le Frecce Tricolori hanno effettuato infatti un addestramento nella sede del 51esimo stormo. Proprio in questo periodo dell'anno la pattuglia acrobatica nazionale lascia la base aerea di Rivolto in Friuli Venezia Giulia un paio di volte alla settimana per eseguire dei voli di addestramento fuori dalla loro sede abituale. Le Frecce Tricolori ritorneranno a solcare i cieli del Veneto per i sorvoli del 16 giugno in occasione dell'edizione numero 100 dell'Arena di Verona Opera Festival e poi ritorneranno a settembre, prima a Venezia e poi a Jesolo. Intanto a grande richiesta domani sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15 ritornerà, vi riproporremo la replica della dunata sezionale degli alpini trevigiani che domenica a Motta di Livenza ha visto sfilare oltre 1000 penne nere. Per voi
cosa significa partecipare a una donata sezionale? È più importante o meno importante di quella nazionale? Forse è più importante quella vicina, perché la sentiamo. Sì, sono bravi. Sono bravi? Siamo bravi. Le emozioni, le voci, la festa delle oltre 1000 penne nere trevigiane a Motta di Livenza. Siete stati tantissimi domenica davanti alla TV per seguire la diretta non stop di Antenna 3 dalle 8:45 del mattino per la donata sezionale delle penne nere trevigiane. Penne nere provenienti dai 20 raggruppamenti per un totale di 89 gruppi, da Pieve del Grappa a Motta, da Mogliano a Nervesa della Battaglia. Un evento da rivedere per emozionarsi ancora e ricordare il valore della grande famiglia alpina. E allora, a grande richiesta, domani dalle 21:15 su Antenna 3, l'appuntamento è con la replica della donata trevigiana da Motta, per non perdersi nemmeno un momento della giornata di festa che ancora una volta ha scaldato il cuore di tutti. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove si piange la scomparsa della dottoressa Maria Grazia Carraro, direttrice generale dell'ULSS 1 Dolomiti. Un lutto che ha colpito tutta la provincia di Belluno, che ha riconosciuto in Carraro competenza, determinazione e professionalità, come ci racconta Tiziana Bolognani. Una donna forte e appassionata, attenta alle necessità di un territorio verso il quale si è messa in ascolto, col quale ha dialogato intercettando i bisogni dei suoi cittadini. Maria Grazia Carraro è stata la prima donna chiamata a guidare la direzione generale dell'ULSS Dolomiti. Donna e foresta non è un binomio semplice per una provincia come la nostra. Le avevamo chiesto il 1 marzo 2021, giorno del suo insediamento ufficiale in piena pandemia. E la dottoressa Carraro ci aveva sorriso con gli occhi, perché solo quelli si potevano vedere oltre la mascherina, ma ci aveva risposto, e i fatti in questi 2 anni hanno dimostrato una lucidità, una competenza e una professionalità rare, oltre all'umanità, che è stata la molla che ha conquistato chi l'ha conosciuta. La dottoressa Carraro ci ha lasciati in seguito all'esito di una malattia pesante, dalla prognosi invariabile, tuttavia irreversibile. 62 anni, trevigiana di origine, direttrice sanitaria dal 2016, prima dell'ULSS 4, poi all'ULSS 7. Maria Grazia Carraro è stata anche direttore medico dell'azienda ospedaliera di Pieve di Soligo e dal 2008 responsabile a interim della direzione del presidio ospedaliero di Conegliano. Laureata in medicina e chirurgia all'Università di Padova con specializzazione in igiene e medicina preventiva, la direttrice generale dell'ULSS Dolomiti è stata per l'azienda sanitaria bellunese e per tutto il territorio un punto di riferimento imprescindibile. Nel febbraio del 2022, un anno dopo il suo insediamento in trincea, in una lunga intervista, le sue parole di riconoscenza nei confronti della rete di amministratori pubblici, dei cittadini e in particolar modo del personale sanitario. Ci ho messo cuore. È stato un anno che, come dicevo prima, è stato un anno veramente di corsa dove è impossibile fermarsi. Ho trovato una realtà professionale molto brillante, che si vede poco da fuori. Credo che sia bello anche per tutto il personale che stiamo ricercando sapere che qui ci sono dei professionisti con la P maiuscola. I funerali si terranno sabato 22 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Negrisia a Ponte di Piave. Dicevamo cordoglio e commozione in tutta la provincia di una perdita umana e professionale assolutamente incolmabile. Parla il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Nel quartier generale dell'ULSS 1 Dolomiti sono calati silenzio e commozione. La notizia della morte della direttrice generale Carraro è arrivata improvvisa nel primo pomeriggio, ha lasciato attoniti e sgomenti i suoi più stretti collaboratori. Fino all'ultimo la dottoressa Carraro ha condotto l'azienda con determinazione e tenacia, portando un nuovo approccio alla sanità in montagna e non smettendo mai di guardare al futuro, scrive in una lunga nota l'azienda sanitaria delle Dolomiti, che esprime vicinanza al marito, al figlio e ai familiari della direttrice generale.
Una manager di alto livello, professionista e persona esemplare per competenza e passione, dichiara Zaia, che sulla dottoressa Carraro aveva puntato per la guida dell'ULSS Dolomiti. E al presidente della regione si uniscono le parole di cordoglio dell'assessora alla sanità Manuela Lanzarin e dell'assessore Giampaolo Bottacin, che da bellunese riconosce alla Carraro la capacità di essere riuscita a rispondere al meglio possibile con grandissimo sforzo alle esigenze di un territorio complesso, smussando spesso angoli con competenza, determinazione e professionalità. Cordoglio da Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, dalla collega di Feltre Viviana Fusaro, dal presidente della provincia Padrin, che ricorda la dottoressa Carraro per il suo impegno profuso nonostante la sofferenza per sostenere il diritto alla salute dei bellunesi, conservando quell'equilibrio che è dote rara e preziosa in un dirigente. Commossa la presidente di Confindustria Belluno Lorraine Berton, che di Maria Grazia Carraro scrive: ha saputo fare la differenza in una terra per la quale poteva fare ancora molto. Cordoglio anche dal mondo sindacale e politico, bellunese e regionale, e dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, che con la dottoressa Carraro aveva avviato un progetto per portare a Belluno medici, infermieri e OSS discendenti italiani. Annota l'ULSS 1. Frizzante e ricca di idee, autorevole ma con un sorriso contagioso, ha spronato l'organizzazione ad affrontare i problemi con il pensiero laterale, spingendo tutto il territorio a dare una nuova narrazione delle Dolomiti, centrata sui punti di forza per essere attrattivi. Forte la sua carica umana e la cura delle persone e delle relazioni con cui ha saputo conquistare la fiducia dei bellunesi, spingendo ognuno a dare il meglio e a non arrendersi mai, come ha dimostrato fino all'ultimo respiro. Un altro incendio, il secondo in meno di 3 anni all'azienda agricola Varotto a Triva Pasa di Sedico. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco inviati da Belluno e dal distaccamento di Feltre. Fortunatamente nessun animale è rimasto coinvolto nell'incendio che ha interessato un'area di stoccaggio del fieno. Le fiamme si sono elevate attorno alle 19 e sono rimaste ben visibili fino a quando si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco, che successivamente hanno lavorato per lo smassamento e il controllo di eventuali focolai. I danni non sono quantificati e le cause probabilmente accidentali non sono ancora stati individuati dai tecnici dell'antincendio. Voltiamo decisamente pagina. Si chiama Anna Rosa non muore mai, lo spettacolo multimediale sui valori della lotta di liberazione nei territori montani delle prealpi trevigiane e bellunesi, che andrà in scena venerdì alle 20:30 nel Salone del Palazzo delle Contesse di Mel. L'iniziativa è dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza. Un libro alla seconda edizione, un documentario e uno spettacolo multimediale per raccontare l'esperienza di storia contemporanea tratta dal diario di guerra di Giovanni Melanco. Il figlio Mirko, docente all'Università di Padova, organizzatore e cantastorie, ha presentato l'iniziativa che andrà in scena venerdì prossimo nel Salone del Palazzo delle Contesse di Mel, dopo il debutto a Revine Lago lo scorso settembre. Parliamo di storia locale, parliamo di lotta di liberazione nell'80° anniversario della sua nascita, 1943-2023. Parliamo di uno spettacolo basato sul libro di mio padre, Anna Rosa non muore. Il libro ripercorre il ricordo dei 18 mesi trascorsi nelle brigate partigiane da 3 ragazzi, Alfredo, Severino e Anna Rosa, 3 fra i tanti che la guerra nell'autunno del 43 porterà tra le montagne, a cavallo fra le province di Belluno e Treviso, a combattere tra le fila dell'insurrezione partigiana. Io ho incominciato a fare la staffetta 5-6 mesi dopo che ero in montagna. Che uno mi chiedeva vai qua, l'altro mi chiedeva vai là, e io incosciente andavo dappertutto, anche all'inferno se mi mandavano. Un libro che oggi riscopre l'attualità nel dolore della scomparsa di Elserino Piol, cugino del professor Melanco, che in quegli anni visse gomito a gomito con lo zio Giovanni. Elserino a Milano, lavorando con Olivetti, ha sempre basato i suoi principi su quelli che erano i principi resistenziali imparati da mio padre. Bisogna dare lavoro alle persone comuni, bisogna far star bene le famiglie. Capire la storia per conoscere le nostre radici, la sintesi di un racconto che ha conquistato la prima regista di cinema italiana, Cecilia Mangini, che per la riedizione del volume ha firmato la presentazione. Quello che racconteremo è dovuto, questa guerra e liberazione, al nazismo e a come hanno trattato le nostre popolazioni portandole alla fame, e la guerra di resistenza è servita per uscire da questo periodo di fame e assolutamente di grandi dolori.
E a proposito di storia, vi ricordo l'appuntamento qui su Antenna 3 a partire dalle 21:15 con La nostra storia, la trasmissione di Lucio Zanato. Due gli ospiti che come sempre commenteranno le immagini del passato provenienti dalle teche di Antenna 3 per capire il presente e pensare al futuro. Con Lucio Zanato ci saranno Siro Zanella, storico segretario del Partito Socialista Italiano a Treviso, parlamentare e consigliere regionale, ma anche Maurizio Meneguzza, ancora oggi giudice del processo Avecia di Pontedante, che da mezzo secolo processa politici e cittadini, rendendo Treviso unica nel suo genere. Quindi l'appuntamento con La nostra storia di Lucio Zanato questa sera a partire dalle 21:15. Da Belluno e Treviso non ho aggiornamenti particolari dell'ultima ora, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. In arrivo un altro carico di preziose piogge portate da una perturbazione che lambisce il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 20 aprile. Sul Veneto tempo diffusamente instabile con cielo molto nuvoloso e precipitazioni ovunque, localmente anche moderate. A carattere intermittente invece sulle zone orientali e costiere della nostra regione. Temperature nuovamente in calo, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 10 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza coperto, con piogge sparse, in genere abbondanti sulla zona montana, deboli o localmente moderate invece su pianura e costa. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti tra i 15 e i 17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo anche qui coperto, con precipitazioni diffuse, come vediamo, nevose oltre i 1500 metri di quota. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.